Daydream, anticipazione episodio 151. Jean innamorato per la seconda volta di Sanem. In agenzia avviene la presentazione della campagna pubblicitaria per i clienti Aisha e il signor Azim, ma è chiaro che Jean ha la testa altrove. Al termine i clienti esprimono la propria soddisfazione, ma dovranno valutare bene le altre proposte prima di decidere. Prima di andarsene, Aisha parla con Jean, gli dice che ha saputo che ha problemi personali, loro due sono molto simili, se vuole lei c'è per parlare e possono anche andare a fare la scalata insieme, ma Jean risponde che non vuole, che se lei lo desidera può andare senza di lui. Jean si reca sul molo a riflettere e ripensa alle parole di Meriban e a quelle di Sanem. Poco distante Sanem si sta spostando in scooter per le consegne, ma appena vede Jean si distrae e cade. Jean accorre subito, pur non sapendo che è proprio Sanem, ma lei finge di aver perso la memoria, gli chiede chi è e non vuole che la tocchi, così le persone attorno che stanno assistendo alla scena invitano Jean a lasciarla stare. In agenzia aspettano impazientemente la risposta del cliente e sono molto in ansia. Alla fine la carica si aggiudica comunque la campagna pubblicitaria. Aisha va personalmente a comunicare la notizia e invita tutti a una festa quella sera stessa, compresa Sanem che sarà l'ospite d'onore. Jean, con la scusa di comunicarle della festa, va a cercare Sanem in drogheria. Le chiede come stia, ma Sanem gli fa capire che non vuole che i suoi sappiano dell'incidente. La ragazza non è comunque intenzionata a partecipare all'evento e Jean se ne va senza essere riuscito a convincerla. Anche i genitori ci provano, ma lei è irremovibile e dice che chiederà a Leila di farle da rappresentante. Jean in auto chiama Mirre e lo avverte che Sanem non vuole essere presente alla festa e Mirre ne parla in ufficio e JJ dice di lasciare fare a lui. Anche Muso si affianca all'amico per pianificare il tutto. Intanto Aisha è presa dai preparativi della festa, parla con una sua collaboratrice e le dice che quella serata è molto importante per lei. La avverte anche che Sanem non ci sarà, ma questo non le dispiace più di tanto. A casa di Inna intanto, prima di uscire per recarsi alla festa col marito, Leila cerca di convincere la sorella a ripensarci, ma è invano. In drogheria nel frattempo arriva un grande ordine per telefono. Sono i JJ e Muso che con questo stratagemma vogliono far arrivare Sanem sul luogo della festa. Alla festa intanto compare Aisha, molto elegante, che si appiccica subito a Jean. Poco dopo Sanem arriva lì, ignara di tutto e si ritrova nel bel mezzo dei festeggiamenti con il casco in testa e i sacchetti della spesa in mano. Viene accolta e presentata così come è arrivata. Muso si vanta con lei dell'idea avuta e Sanem gli dice che pagherà caro per questo. Sanem chiede poi del bagno e mentre è lì a far la fila arriva pure Jean che si mette in fila ma fa passare avanti qualche donna. Una di queste, ammaliata da lui, esce dal bagno e gli consegna un bigliettino in mano. Sanem ne è ovviamente gelosa. Scende la sera, a casa Edin, Nihat ha fame e si lamenta con Mekki del ritardo della figlia. La donna allora la chiama e Sanem fa vedere in videochiamata tutti quelli che sono presenti alla festa. Comunque la avverte che sta per tornare a casa. Poco dopo, mentre Sanem sta per risalire sul suo scooter, Aisha continua la sua opera di avvicinamento a Jean. Gli dice che non gli piace quell'ambiente e che si sta annoiando quanto lui. Così gli propone di festeggiare da soli. Jean in realtà pensa a Sanem e se ne va ringraziando la donna di tutto. Jean raggiunge Sanem che se ne sta andando, mentre Aisha segue tutta la scena dalla porta. Lui non vuole che Sanem se ne vada. Lei gli dice di darle un motivo per non andarsene. Lui le ribadisce che ci sta provando ma proprio non riesce a ricordare. Lei aggiunge che è molto triste. Lui è un albatros, ma non è il suo albatros. Poi se ne va. Dopo questo Jean parte con la sua auto sotto gli occhi di Aisha e va sul molo col cellulare in mano. Cerca Sanem tra i contatti ma non ha il coraggio di fare nulla. Sanem torna finalmente a casa e parla con i genitori. La ragazza poi comunica ai genitori che l'indomani partirà perché ha bisogno di andarsene da lì per un po'. Il giorno successivo Sanem saluta e se ne va, ma mentre prende il taxi Jean è dietro con l'auto, vede tutto e la segue. Lei va in stazione e lui entra per cercarla. Non appena si trova dinanzi a lei, Jean le chiede di non andare.
perché, anche se non riesce ancora a ricordare molto, ha capito che non può fare a meno di lei. Desidera essere l'uomo più fortunato al mondo, perché sarebbe l'unico ad essersi innamorato 2 volte della stessa donna. Lei, pensierosa e titubante, non avendo nulla da dire, improvvisamente lo bacia. Leila, avvertita dalla sorella, corre e racconta ai genitori che Jean ha seguito Sanem alla stazione, le ha confessato il suo amore e i due sono tornati insieme. Poi telefona in agenzia per dare il lieto annuncio e lì esplodono i festeggiamenti. In quel momento giunge pure Aja, che viene messa a corrente della cosa. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!